In questo momento ci sono due tipi di informazione, un'informazione di regime, come diceva lei, che anch'io penso che sia di regime, che provenga da destra o da sinistra, è comunque molto intruppata e diretta, e questa informazione alternativa che abbiamo dalla rete, dove un popolo in cui io mi riconosco può accedere a varie fonti di vario tipo, gli utenti, c'è un'eterogeneità di utenza, per cui non c'è una classificazione né politica né di età, e vedo che questo popolo sta aumentando, lo vediamo anche nella manifestazione che c'è stata ieri, che con una iniziativa di pochi c'è stato uno sviluppo enorme, un'adesione a un'idea di manifestare contro Berlusconi, e così per tante idee e per la diffusione dell'informazione a cui abbiamo accesso tramite la rete. Quindi io ho molta fiducia, ecco, in questo verso questa via. Però mi domando i nostri figli, anche per dare una prospettiva ai nostri figli, al futuro dei nostri giovani, della nostra società, cioè in quale modo noi concretamente riusciremo a cambiare, anche informandoci, avendo questo strumento che è molto grande, che è la rete, in che modo potremo cambiare veramente, avremo la possibilità di scegliere i nostri politici, avremo possibilità di incidere in modo che la nostra magistratura sia rispettata, le istituzioni siano rispettate e siano veramente depurate, cioè che questo abbia un corso, e un corso tecnicamente fattibile, pacifico, democratico, o secondo, ci sarà un'alternativa di rivolta civile, vedo uno scenario con due possibilità, ma non so quale possibilità tecnicamente sia possibile in un modo pacifico e democratico. E la seconda è una domanda di curiosità. Ad anno zero vedevo Martelli che chiedeva a lei: ma chi è lei? Ma chi è lei? Cioè io mi chiedo, Martelli saprà cos'è un consulente? No, Martelli tra l'altro mi conosceva abbastanza. Sì, ma questa è la domanda. O meglio, si dispiaceva del fatto che io conoscessi. Sì, è una domanda penso strumentale, fatta in modo adatto, cioè spero che sia stata fatta adatta, no? Perché diciamo come Martelli domanda se chi è lei, no? E però penso che molti italiani si domandino chi è questo qua. E l'informazione davvero si è carente. Allora, lei la prima parte erano 3 domande. Allora, intanto la manifestazione è stato certamente un bellissimo risultato in termini di colori, di presenza, di giovani, di tanta gente eterogenea che ha partecipato. È stato un grande risultato, ma è un punto di partenza, non è un punto di arrivo, perché le manifestazioni, quando poi vengono annullate, come sono state annullate dagli effetti della cronaca, rimane molto poco in termini di progettualità. La manifestazione secondo me è riuscita bene, che se ne dica la rete, Di Pietro, che ne dica Grillo e gli altri, o Rifondazione Comunista, sono tutte stupidaggini secondo me. La manifestazione è riuscita veramente perché il Partito Democratico ha deciso di non partecipare. Perché è stata una vera reazione innanzitutto al Partito Democratico che non decideva di partecipare, che ha reso fieri i tanti elettori del Partito Democratico di intervenire in massa, perché si sono sentiti orgogliosi di poter dimostrare quello che facevano. E quindi la sinistra è scesa in piazza, anche la sinistra di rifondazione, diciamo, dei gruppi estremi, radicali, e la sinistra moderata. Sono venuti leader che sono stati messi ai margini dall'ultima competizione all'interno del Partito Democratico, Rosy Bindi, Franceschini e gli altri. Quindi la manifestazione secondo me è riuscita solo per questo, non per altro. Gli effetti della rete sono dimostrati. Io ritengo che nella modifica del processo di affermazione dei criteri con i quali si deve
esercitare la democrazia, il voto, le liste, i partiti, le preferenze che non ci sono più, che ci hanno pensato loro ad abolirle, siano qualcosa che deve essere nel tempo rivisto. E sotto questo profilo c'è un progetto che io considero intelligente, se non l'unico, non tanto per il contenuto politico che ha, ma come sistema, come metodo, che porterà avanti Grillo. Grillo propone la registrazione su un sito, il sistema 5 Stelle, per cui la 5 Stelle farà dai condomini alle liste e tante altre cose, ma vedendo non c'è il tema politico delle competizioni, tra l'altro non siamo in campagna elettorale, quindi adesso se lo facessi non servirebbe a nulla, con il quale lui vuole attribuire un criterio di referendazione attraverso la rete, con un voto. Siccome ormai la rete, abbiamo visto, la usano tutti, perché abbiamo visto anche le persone più anziane, ormai utilizzano il computer, hanno il palmare, il portatile, il fisso, l'iPhone, ed è facilissimo, molto più facile che andare a votare. Se noi consideriamo bene, è più facile esprimere un consenso sulla centrale nucleare, sul depuratore, su come si devono spendere i soldi di un comune, se bisogna fare prima la biblioteca o prima per esempio l'inceneritore dei morti, no? Per dire, un comune che si volesse dotare di un sistema che avesse problemi nel cimitero perché è piccolo, perché non c'è più, spendiamo per allargare il cimitero per fare nuove sepolture, oppure facciamo un sistema di incenerimento, non so come si chiama, la cremazione, ecco, che poi non è che si cremano, si ribruciano sostanzialmente. Quindi, vabbè, si chiama cremazione, chiamiamolo cremazione. Queste scelte nelle piccole comunità come nelle grandi comunità attraverso la rete si possono benissimo referendare, e la possibilità che si possa subornare il consenso elettronico, mi creda, è molto più difficile di quanto non sia il voto, che spesso è controllato da interessi di partiti, da clientelismi eccetera. Se poi il voto si esprime, il consenso si esprime su più richieste continue, su singole cose, è più facile ottenere la verifica dei flussi e delle decisioni della base, del popolo, perché la gente dà fiducia a un partito perché magari è condizionato ideologicamente, poi di quel partito condivide il 50, il 60, il 100%, il 10%, condivide alcune cose e non ne condivide altre. Alcune cose per esempio possono essere condivise dalla destra e dalla sinistra, alcune cose no. E io ritengo che oggi sia giusto dividersi sui grandi problemi, il testamento biologico, le unioni di fatto, gli stranieri, però valori e temi come la giustizia, la legalità, la verità, l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge non sono valori sui quali si può fondare un partito e ci si possa dividere, perché è il minimo etico su cui si fonda uno Stato di diritto, uno Stato sociale, uno Stato democratico. Ci siamo? Quindi io sulla base di questi valori e di questi principi in questo momento sono qua, cioè il mio partito è il partito dell'affermare i principi della giustizia, della verità, della legalità, punto. Poi per il resto ognuno scelga quello che vuole sulla destra, sulla sinistra, non è un discorso politico. Però ritengo che l'elettronica, l'informatica, la rete, anche sotto il profilo dei nuovi sistemi attraverso i quali articolare il consenso e la verifica del consenso, siano degli strumenti importanti e fondamentali, attraverso i quali oggi è possibile, proprio è possibile, attraverso un sondaggio, acquisire degli elementi immediati per sapere come la pensa la gente. E sono gli stessi sistemi che utilizzano quelli che guardano i nostri click su Google, sui nostri motori di ricerca, eccetera, per indirizzarci le scelte e favorirci nelle scelte nei motori di ricerca, o negli acquisti, o nei consumi, o nelle proposte commerciali. Poi c'è anche un uso distorto, ma intanto il tutto è vocato a favorire quello che è la nostra inclinazione, la nostra scelta. E se questo lo fa la pubblica amministrazione e alla fine lo fa lo Stato, lo fa la politica, alla fine forse la rete e internet ci consente di affermare degli strumenti di democrazia diretta nuovi, perché quelli vecchi delle schede, del lapis copiativo che non scrive, bisogna leccarlo, delle cose del voto, del certificato elettorale, la campagna elettorale, i manifesti che inquinano, che rendono brutte le città, con quelle facce che poi vedete poi quanto sono brutti, che sono impresentabili, ci mettono pure la fotografia quando si candidano, cioè voi immaginate, cioè, le elezioni di Mastella, i manifesti, quello che hanno inquinato in Campania di manifesti elettorali, insomma, i volantini, cioè, ecco, a questo punto attraverso la rete
si riduce tantissimo anche l'inquinamento della politica in termini proprio di campagne elettorali, di spendita di soldi inutili per tante cose. Io sono sicuro che ci arriverà, il problema di trovare il tempo, trovare anche un dialogo con la gente. In Italia è in corso un processo di rinnovamento che sta nascendo superando le ideologie, superando i vecchi stereotipi tra destra e sinistra che ormai purtroppo non esistono più, perché sia destra che sinistra avevano dei grandi uomini, avevano dei grandi leader. Possiamo solo rimpiangere a secondo qual è la matrice dalla quale siamo partiti, perché posso assicurare che qualunque leader c'era a destra, qualunque leader che c'era a sinistra, erano sicuramente delle persone eccezionali che non ritorneranno più, e probabilmente per ora, poveretti, chissà come si rotolano nelle tombe a pensare a quello che è stato il destino dei loro successori.